Amici bellini, eccoci qua. Eccoci qua, con calma perché già non possiamo nemmeno godercela, non dico il primo posto in classifica, ma anche la felicità della vittoria e della prestazione, soprattutto della prestazione, perché già siamo in vigilia di Sampdoria-Napoli, una trasferta delicata, quindi ne dobbiamo parlare con Lavagnetta, con ipotesi di formazione. Cominciamola! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, allora, benvenuto Vincenzo Visone, benvenuti a tutti i nuovi. Io veramente non ho parole per ringraziarvi perché il responso, insomma, la reazione generale sulla canzone, insomma, io poi anche voglio ringraziare tutti quelli che si sono fiondati sul mio sito fluido.net per pigliare la maglietta. Veramente sono onoratissimo del vostro supporto. Trovate il link in descrizione se qualcuno se la vuole prendere in tutti i colori possibili e immaginabili. Questa è Armi, ma ci sta azzurro oceano, azzurro San Paolo, insomma, vedete voi qual è il vostro colore preferito. Grazie mille e grazie per tutti i commenti generosissimi. Mi fa piacere che avete proprio capito lo spirito della canzone, qualcuno si è anche rivisto nel testo e questa è la cosa più importante per me, perché essendo una canzone molto personale, molto intima, c'era il rischio che fosse troppo autoreferenziale e invece qualcuno si è ritrovato e quindi questa è l'universalità della musica e io adoro tantissimo. Poi anche gli altri due video sono andati benissimo perché abbiamo parlato del post partita, delle dichiarazioni di Spalletti e dell'analisi tattica che passiamo direttamente alla Lavagnetta perché con questo Ambrabam, tra l'altro ne parlavo con Davide Maranta oggi, me la sono presa un po' più leggera perché veramente tantissime cose da fare. La novità vera che stiamo vedendo in questo 4-3-3 che poi ogni tanto diventa ibrido, ma diventa ibrido quando? Più che altro nella fase difensiva, dove vediamo che il 4-1-4-1 sì, però ricordiamo il 4-3-3 con i due attaccanti molto più bassi e le mezze ali che andavano ad aiutare Osimhen. Non è proprio così, si tende in questo caso a lasciare più alti Insigne e Politano nel caso, e un Elmas che si abbassava un pochino di più, dava una mano. Insomma, secondo me quello che Spalletti sta cercando di farci vedere, e dobbiamo studiarlo ancora bene prima di dare capito, giudizi definitivi, è che anche a seconda di come è schierato l'avversario il Napoli agisce di conseguenza. Quindi sarà molto interessante vedere come si disporrà il Napoli contro la Sampdoria, che rispetto all'Udinese che si schiera a 3, anzi a 5, vi voglio far vedere un paio di screenshot, vediamo di farlo proprio al volo. Inizio partita, questo è lo screenshot di quando il Napoli, vedi, se io poi faccio così sparisce Insigne, ecco, di quando il Napoli batte il calcio d'inizio, e vedete come si schiera l'Udinese, bella chiara, siamo 5 difensori, siamo 3 centrocampisti, siamo 2 attaccanti, non c'è dubbio, e vedete che a centrocampo batte Elmas con a fianco a sé Fabian, subito sopra Fabian c'è Di Lorenzo, poi ci sono i due difensori centrali ovviamente affiancati, e a partire da Insigne c'è prima Insigne, poi c'è Mario Rui ovviamente, perché Mario Rui giocherà comunque molto alto lì, c'è Mario Rui, poi c'è Osimhen ovviamente, e sopra Anguissa e Politano, con Di Lorenzo vicinissimo al centro di cerchio campo. E questo è come comincia poi il Napoli. E poi, giusto per completezza, mi piace far vedere l'inizio di quando batte poi l'Udinese. Vedete il Napoli come si schiera con quei 4, con il centrocampo a 3, con Fabian, lo vedete bene, Fabian, Anguissa e Elmas più sopra, con Insigne vicino alla linea come Osimhen. Quindi vedete Insigne che deve stare un po' più avanti, aiutare nel primo pressing. Non lo farà sempre la mezza punta Elmas, non lo farà sempre la mezzala Elmas, e vedremo se con Zielinski è così, perché Zielinski ce l'ha di più l'istinto di andare ad aiutare Osimhen nel primo pressing. Sarà interessantissimo vedere come il Napoli deciderà di gestire questa situazione contro una difesa
a 4 della Sampdoria. D'Aversa lo conosciamo, si sta parlando di 4-4-2 molto classico, le due punte ovviamente adesso sembra che possano essere confermati Caputo e Quagliarella. Dobbiamo stare attenti a Damsgaard, probabilmente ci sarà Ekdal a centrocampo, non dovrebbe recuperare Torsby, giocatore che era nell'orbita Napoli. Io sono troppo contento che a questo punto Torsby non sia arrivato, perché mi tengo l'anguillone assolutamente, che grande acquisto. E quindi le ipotesi che possiamo fare sulla nostra formazione sono queste qua. Segnaliamo che avendo partecipato alla trasferta Meret in panchina potrebbe essere già recuperato e potremmo ritrovarcelo titolare. Allo stesso tempo anche Demme ha lavorato in gruppo ieri e quindi potremmo ipotizzare, non credo dall'inizio, anzi lo escluderei dall'inizio, ma potremmo ipotizzare magari un minutaggio a fine partita se la partita dovesse mettersi bene, insomma se non c'è da battagliare, perché magari un portiere lo puoi anche buttare nella mischia se non sta al 110%, ma un centrocampista proprio lì è difficile, poi rischi magari una ricaduta, non è proprio il caso. Metto Malqui qui e credetemi, non è un consiglio a Spalletti, perché per carità, e chi sono io, però vediamo di non distruggere Di Lorenzo di nuovo, vediamo di non fargliele fare tutte. Lo so, Malquit rispetto a Di Lorenzo dà meno garanzie, però questo era un nuovo hashtag però sotto nei commenti, perché ragazzi non le può fare tutte. Malquit, Zanoli, non dico Zanoli, ma insomma facciamola riposare una Di Lorenzo, perché poi abbiamo l'altra trasferta che subito arriva, non c'è tempo. Di riposare e di farle tutte. Napoli-Cagliari è domenica, ma che scherziamo? No, ti prego Spalletti, fai giocare Malquit e se gioca male io ti difenderò fino alla fine. Chissà se rivedremo Manolas titolare con Rachmani, magari cambiarne due, quindi per questo tengo anche l'ipotesi Rachmani. Probabilmente ne possiamo vedere uno che cambia in difesa, per non esagerare, perché il turnover non deve essere isterico ma deve essere ragionato. Sotto questo punto di vista uno lo cambierei a centrocampo, quindi Zielinski dall'inizio si è recuperato bene al posto di Elmas, che comunque ha fatto tutti i 90 minuti nella scorsa partita. Da confermare in grande stato di grazia Fabian e Anghissà in questa zona, capire se Zielinski starà qui oppure starà più sotto Osimhen, proprio per la questione della difesa a 4 della Sampdoria. All'interno dei due si può inserire Osimhen, dei due difensori. Ma perché pensate male che io sto facendo cose? No, dei due difensori si inserisce Osimhen e poi nel momento in cui uno scappa Zielinski a rimorchio può inserirsi. Ma non pensate male, c'è da pensare che il capitano venga confermato e qui avremo il dubbio per tutta la stagione su chi può iniziare con Lozano o Politano. Io insisto, qua chi peschi prendi bene, chi prendi peschi bene, insomma la fine veramente è questione di mazzo, ragazzi, perché se stanno bene entrambi in allenamento e Spalletti lo sa e noi no, è questione di mazzo quando l'arbitro fischia all'inizio chi ha l'impatto migliore. Politano è cominciato benissimo nella scorsa partita, era giusta la scelta di far giocare Politano, è stata giusta la scelta anche di far entrare Lozano, che è entrato benissimo e ha segnato. Fosse stato al contrario sarebbe andato alla stessa, ma non lo sappiamo, non lo possiamo mai sapere. Quindi chi scegli caro mister, secondo me scegli bene. Si può ragionare solo sul fatto che uno è destro e uno è mancino, quindi Politano aiuta molto e lo fa in maniera organica se gli arriva la verticalizzazione, quella rasoterra del terzino. Politano che viene incontro fa questo lancio col piede invertito direttamente verso Osimhen, cosa che ha fatto anche Insigne, e questa è una soluzione proprio tecnico-tattica, perché se tu con un tocco già hai lanciato Osimhen, mentre Politano fa questa cosa il terzino lo deve seguire, Augello lo deve seguire. Invece
Invece se è Lozano questa giocata non ce l'hai e quindi devi cercare di lanciarlo tu. Se Mario Rui riceve la palla e la servi ad Insigne, ecco che Insigne ha la doppia possibilità di lanciare con il piede invertito, può lanciare verso Osimhen ma può lanciare anche verso Lozano, quindi veramente sono scelte da fare, l'allenatore è pagato per questo e noi dobbiamo semplicemente goderci lo spettacolo al di là del risultato. Spendilo un fallo, se ti superano spendilo un fallo, speriamo sia giallo al massimo e quindi tutto bene. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Per quanto riguarda la Sampdoria ho volutamente ignorato, in realtà tenevo tantissime altre cose da dire, su cui discutere per quanto riguarda le dichiarazioni di Spalletti, la partita, quindi i cori beceri, razzisti, siamo alle solite e quindi non ne ho parlato, però sto fatto della multa che poi i soldi vanno comunque al sistema calcio, secondo me no, prendeteli a uno, l'hanno detto tutti e lo dico anch'io, ci sono le telecamere, si individuano, si dà il daspo a vita e se cominciano a non farlo più, perché tanto non puoi pensare con il buon senso, no, vanno puniti, vanno multati singolarmente e si tolgono il vizio se non gli viene dall'educazione dei propri genitori, devi reprimere con leggi e farle e applicarle con i soldi, perché poi toccagli il portafoglio ai razzisti e vedi che si calmano e lo pensano, lo continueranno a pensare, non è che non siamo napoletani, il colera, pensatelo, però tenetevelo per voi, perché noi napoletani siamo quasi abituati ed è grave, è gravissimo che ci siamo abituati e non dovremmo essere abituati, però un Koulibaly che deve spiegare ad Anghissà, no, e questi fanno così, devi capire che questi qua non ci considerano parte dell'Italia, credono che i napoletani siano africani, anzi dicono che essendo africani è un'offesa per loro, quindi immaginati un po', per chiudere il discorso veramente che a me sta molto a cuore, tra l'altro, essendo un immigrante in America, un macello, quindi lasciamo proprio perdere. L'Inter batte la Fiorentina e si rimette in testa alla classifica, bene così, il male che anche l'Atalanta alla fine abbia vinto, quindi dico bene perché non dobbiamo avere la pressione della capolista, dobbiamo fare il nostro campionato tranquillamente, l'Atalanta però ci rosicchia punti e quindi non possiamo pensare che l'Atalanta sia fuori dai giochi, dobbiamo stare belli concentrati e attenti, fare il nostro campionato, divertirci e sperare che non ci siano mai troppi infortuni consecutivi. Recuperiamo Demme piano piano, recuperiamo anche Mertens piano piano e allora io mi comincio a divertire e pensiamo solamente al terzino sinistro che dovrà essere sempre un terno all'otto. Da New York Valerio Fluido è tutto, passate sul fluido.net, la tetta, la vedete la tetta, passate sul fluido.net che secondo me che poi non c'è solo questo, ce ne sono anche altre, magari vi piace qualche altro design. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.